Il rinnovamento può aspettare almeno fino al 2025. Bocciato l'emendamento presentato da Leonardo Padrin che chiedeva la retroattività del limite di 2 mandati a partire dal 2015. A Ferro-Fini 25 hanno votato contro, 22 i favorevoli, 2 gli astenuti. Dopo il rinvio di martedì, nel pomeriggio di oggi si è arrivati al voto. In aula il dibattito è stato vivace. Perché all'esterno il dibattito è tutto quello che ha detto Padrin e tutto quello che hanno detto gli altri imbecilli che hanno detto esattamente il contrario. E questo mi pare che sia una carenza in termini istituzionali. Io dico che questa campagna contro la politica fatta da alcuni mass media più di altri è vergognosa. È vergognosa perché non parla dell'essenza dei contenuti della critica alla politica, che va fatta in modo spietato. Io ho un'opinione su un punto che è stato molto dibattuto e rispetto al quale ho avuto un grande conforto non solo dai cittadini ma da persone che sono fisicamente impegnate in politica. Cos'è passato all'esterno? Che c'è il tema della chiusura di 2 mandati. Perché quello che oggi è più facile da vendere all'opinione pubblica che, come si dice, necessita di sangue, di tagli, di un'immagine sempre più repressa del ruolo della politica in questa regione. Questo è passato. Chi si lavorava il primo che lo ieri? Io vado io, di sicuro vado io, perché se no voi mi dà fiducia. Di solito non si fa così. Erano 27 i consiglieri che rischiavano, se fosse passata la norma, di non potersi ricandidare. Per Padrin è stata persa un'occasione importante. Ma se non passa, questa responsabilità passerà in capo ai partiti, ma i partiti di fronte a un piccolo gruzzolo di voti molto spesso passano sopra il rinnovamento. Il consigliere uscente di Forza Italia, che ha annunciato nei giorni scorsi che non si ricandiderà, non esclude però la possibilità in futuro di poter fare l'assessore esterno. Piacerebbe fare in futuro l'assessore? Ma la mia scelta riguarda il presente e ho intenzione di continuare a lavorare fino all'ultimo giorno di questa legislatura. Sul futuro vediamo, io credo che 3 legislature nel ruolo che ho ricoperto finora siano esaustive e della migliore buona volontà.